Eder, Mech, Pallister. Periti incaricati dalla procura dovranno analizzare una serie di reperti per cercare riscontri utili alle indagini. Si tratta degli abiti indossati da Sebastiano Visintin il giorno della scomparsa, dei coltelli sequestrati nella sua abitazione, del cordino con cui era avvolto il corpo della donna, delle sue scarpe, del braccialetto che aveva al polso e degli altri effetti personali trovati nella zona del ritrovamento. Queste analisi saranno effettuate presso il Dipartimento di Medicina Legale del Policlinico di Ancona, con inizio previsto l'8 settembre. I periti avranno a disposizione 120 giorni per svolgere le verifiche, che includeranno test merceologici, dattiloscopici e genetici, con lo scopo di verificare se sui reperti ci siano impronte digitali, fibre o tracce biologiche in grado di dare una svolta decisiva all'inchiesta. L'udienza per discutere i risultati delle analisi è stata fissata per il 30 marzo 2026. Nel frattempo, la difesa di Sebastiano Visintin ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo l'estraneità del marito ai fatti e denunciando quella che ritiene un'impostazione errata delle indagini. La sua posizione resta ufficialmente quella di indagato, ma i legali puntano a dimostrare che le prove non supportano l'ipotesi dell'omicidio da parte sua. Sul piano delle ricostruzioni parallele, Claudio Sterpin, l'amico intimo di Liliana, ha nuovamente rilanciato l'ipotesi della presenza di un'altra figura maschile nella vita della donna, parlando di un presunto farmacista di cui però non ha fornito prove concrete. Visintin ha replicato duramente, sostenendo che queste dichiarazioni sono frutto di fantasie e che il farmacista in questione lo conosceva, ma non avrebbe mai potuto avere un ruolo nella vicenda. Resta ancora aperto il nodo dell'arma del delitto. Gli inquirenti vogliono accertare se uno dei coltelli sequestrati in casa Visintin possa combaciare con i tagli riscontrati sul cordino trovato attorno al collo di Liliana. Se questa corrispondenza venisse dimostrata, si tratterebbe di un elemento particolarmente rilevante per l'accusa. La procura ha escluso con forza l'ipotesi del suicidio, ritenendola incompatibile con la scena del ritrovamento e con le condizioni del corpo. A oggi tutto ruota intorno alla figura del marito, ma restano sul tavolo varie ipotesi, comprese quelle che coinvolgerebbero soggetti terzi o un'eventuale azione premeditata in contesto relazionale. Il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, continua a chiedere chiarezza e ha denunciato apertamente gli errori commessi nelle prime fasi dell'indagine, a partire dalle valutazioni autoptiche fino alla gestione dei reperti. La famiglia auspica che la nuova fase peritale sia condotta con il massimo rigore e che si arrivi finalmente a stabilire la verità su quanto accaduto. Con ogni probabilità sarà relativamente difficile che vedo la fine di questa cosa, di questa storia, di questa maledetta invenzione, chiamiamola come vogliamo, perché prima doveva essere un suicidio, eccetera. Subito dopo, adesso deve essere un omicidio, non si sa bene come mai e perché, da appena adesso, ecco, io l'ho detto subito che lei non poteva suicidarsi visto che è morta, o è morta di vecchiaia, o si è suicidata o l'hanno suicidata. Le modalità, dove sono le modalità per un suicidio? Diciamo come è andata là, si è suicidata in quel punto, in quella maniera. È bravissimo l'avvocato Bevilacqua nelle sue requisitorie perché a mestiere si vede, per dire, però a cercare aghi in un pagliaio dove di aghi non ce ne sono, mentre ha ragione che dovevano essere indagate o se non indagate comunque controllate un sacco di persone, ma nel gennaio, febbraio, marzo e i primi mesi di quel maledetto 14, cioè dell'anno 21, subito dopo il 14 dicembre dico io, c'era un sacco di persone che potevano essere controllate allora, io compreso, perché no? Io sono pronto, sono sempre stato pronto a dare la mia spiegazione di cosa ho fatto in quei giorni. E ormai la mia vita è finita già da tempo e adesso comincio ad avere 86 anni suonati.
fra 10 o 20 sarà un poco tardi e non prima finirà questa storia, secondo me. Se va avanti così ci vorranno anni per vedere la conclusione. Di questo sono relativamente convinto, perché se partiamo appena con a settembre certe prove, a fine marzo si iniziano i lavori, non si è capito bene, almeno io non ho capito di che cosa. Fine marzo da oggi vuol dire quasi 9 mesi e se ne va il quarto anno e mezzo. Cioè, se tanto mi dà tanto, la vedrete voi forse, vi auguro. Sebastiano nel tempo libero se la prende sempre con te. Va bene, affari sì, fa bene. Se non ha niente di meglio da fare, fa bene. Io sono prontissimo a tornare indietro di 3 anni e mezzo, quanti sono, e con la procura che fa indagini su tutti e con non ultimo anche il comportamento, lo avete appena detto, del dottor Constantinides quando Liliana è stata trovata, cioè tutto è partito male e sbagliato secondo me, compreso intanto non hanno misurato la temperatura del corpo, per cui non si sa esattamente quando può essere morta, primo. E hanno ravanato, l'ho detto più volte, nel corpo, come ho detto, senza guanti, coi capelli liberi, eccetera, eccetera. Cioè, sono state fatte delle cose che dire incongrue sarebbe poco. E la procura, il procuratore mi ha chiesto se io sapevo qualcosa del farmacista, ha nominato il farmacista, e io per bocca di lei avevo saputo che tra loro era una fetta, una storiella risalente a 40 anni fa. Quanto può essere importante un episodio successo 40 anni fa, motivo per il quale io voglio augurargli di no, ma il farmacista di cui si parla potrebbe essere morto di vecchiaia, per capirci. Non era a me che doveva essere rivolta una domanda del genere. Io lo sapevo, come probabilmente poteva saperlo qualche altro, non è escluso. A me è stata rivolta la domanda e io ho dovuto rispondere. Uno non può andare a fare un omicidio 40 anni dopo, era finita da 40 anni o là vicino. Questo è quello che è successo. A livello di salutare una persona amica, appunto, io ho risposto semplicemente per quello che era il mio ruolo, punto e basta. Però a posteriori dico che la storia era talmente vecchia, perché se no io l'avrei saputo, cioè Liliana a me mi raccontava tutto quello che faceva. Quindi nessuna relazione recente da parte di Liliana. Ma di recenti no sicuro, di recenti quasi nessuna, anzi nessuna. Simpatie vecchie di ragazzina, come tutte, me lo ha detto, ma senza dire tutto è finito là. E di recente non mi ha nominato negli ultimi 10 o 20 anni, per capirci, non abbiamo toccato mai questo tasto, tutto là. Noi avevamo altri argomenti da trattare. Queste erano storie di 30, 40, perfino più anni prima, che interessavano zero. Ti continuano a chiedere le prove della tua relazione con Liliana. La prossima vita ve le porto. Semplicemente, su 40.000 foto, adesso mi è venuta così, non l'avevo pensata prima, ma già che è arrivata ve la dico. Su 40.000 foto che sono su quell'hard disk non c'è lo straccio di un altro uomo vicino a Lilli.
Ma lo volete capire o no? Neanche il fratello. Non parlo della manifestazione, parlo in generale. Le uniche foto che ci sono di Liliana non hanno un altro uomo vicino a lei. O ci sono io o nessuno. O Sebastiano, con pieno diritto. In 40 anni. Ma le foto di Liliana figurano 2 uomini vicino a lei. Cioè, anche come amico speciale mi va benissimo, anche il titolo è un'altra cosa, eccolo, dimostra che Liliana non frequentava tanti altri uomini, ma anche le telefonate emerge. Dalle sue telefonate che sono state setacciate, bene, come le mie, non risultano telefonate con altri uomini, si sono nascosti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.